È il decollo degli aerei verso il centro di Treviso l'immagine più emblematica del vento forte che sta sferzando la Marca. Un fenomeno che accade al massimo 1 o 2 volte all'anno quando il vento da nord-est supera i 10 nodi, obbligando i velivoli, che devono staccarsi dal suolo con il vento contrario, a cambiare direzione rispetto a Quinto. E il vento oggi in provincia è soffiato oltre i 20 nodi. Ma oltre allo spettacolo degli aerei sopra la tangenziale, il vento di queste ore ha causato e sta causando danni e disagi. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per incendi camini, con il vento che alimenta la combustione della fuliggine fin sotto la cappa. Pompieri intervenuti in via Collalto, dove un ombrellone fatto volare via dal quinto piano da una raffica stava per precipitare sopra le auto in sosta. Vento forte che sta alimentando gli incendi di sterpaglie, come oggi pomeriggio nelle campagne attorno a Castelfranco, innescati anche solo da qualche mozzicone, si espandono velocemente favoriti dalla siccità. Vento che non ha risparmiato antenne e cartelli stradali come qui a Casieri in via Bachelet o lungo la Castellana per il pannello pubblicitario. O ancora come al sottopasso di via Sant'Antonino con un cartello e relativo palo finiti sulla carreggiata. Vento che calerà nella notte permettendo all'aria umida di arrivare sopra la Marca, che vuol dire in soldoni neve.